Buongiorno Italia, che bene che sto senza bere il caffè al mattino, è una cosa incredibile. A me veramente bastava mettere giù qualcosa di caldo, come avevo raccontato nella puntata precedente. Una tisana e via. Allora ragazzo, giornata di oggi è pieno GPL, che qua porca troia veramente mi ciuccia un casino. Come già qualcuno sa che ha visto le puntate precedenti, qua non è che ciuccia tanto, ciuccia il giusto, però ciuccia un casino rispetto a Scarosso. E sto bombolone non tiene niente, accidenti, tiene 15-16 euro ogni volta che faccio il pieno, e quindi sono spesso dal distributore, diciamo. Vabbè, però ce li ho di passaggio, quindi non è un problema. Avrei preferito, anche per una tranquillità, diciamo, psicologica, avere più spazio alla libera, no? Diciamo, alla stanzialità più che alla libera. Vabbè, e dopodiché andiamo su dal Mirko. Ok, vero, non è pronto il lavoro qua di falegnameria, però intanto magari iniziamo a mettere le presine sul cruscotto, qualche luce a led, eccetera eccetera. You so bad, baby, baby, why you gotta make me so mad? Your face is way too hard to forget, baby, baby, why you gotta make me so sad? Guarda Mirko, e il cuore come Pulmin. Eccolo, è arrivato il Mirko sulla Pro Pro. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Novità? Non te l'ha mai visto un Mirko su Pro Pro? Sì, no, su A4, su A4. Forse sì, no, forse no. ma non hai mai visto Mirko sulla Pro Pro 8. Quindi questo non è il Mirko che conoscevi già, è Mirko sulla Pro Pro 8. Sì, versione bionda. Esatto, adesso ha fatto biondo. Versione bionda. Diventa teenager. No, Super Saiyan. Per gli amanti dei cartoni animati Super Saiyan. Fase 1, Mirko sta studiando il Pulmin. Purtroppo bisogna decidere dove passare quei cavi, purtroppo. Allora, diciamo che stiamo facendo poi il punto della situazione dei vari pizzi che erano stati presi. In questo preciso momento stiamo parlando delle luci davanti che sono completamente assenti, ossia Domanda il numero passeggero o 1. anche quella di mezzo. Se te ne metto una qua e una in angolo là. Ma di cosa? Ma sono tante quelle. Cioè è tipo una specie di striscia LED. Sono tipo dei cavi. Dicono di sì, ho letto le recensioni. Queste le avevo prese per metterle tra virgolette nascoste, per darmi la luce davanti che appunto manca. Ma sono tante. Sono tante, tu capito? Ma te che si può staccarle? Cioè a mo' di striscia? Penso che no, non si può staccare. Perché questi simpatici, cosa capito? E che No, metterle che singano, guarda, ha pensato di metterle qua che punterebbero qua. Fa tanta luce. Sì, se fanno, beh sì, da non usare in corsa, non so, devi guardare ogni tanto qualcosa, ne so, un scontrino, che cacchio ne so io, un biglietto all'autostrada, il parcheggio e il monetine per pagare il ponte, che cavolo ne so io. Qua non hai proprio luce, hai capito? Quindi in teoria quelle dovrebbero puntarla. Adesso stiamo vedendo qua quanta luce fanno, anche per renderci conto ste specie di lampadine a piastrine. Magari noi ah sì, all'interruttore. Ui, è molto fastidiosa, si è puntata negli occhi. Sì, dai, divise, può andare. Sì, vuoi che la provo a aprire? Prova a aprire. Vediamo dove punta. Fase 243.744. Censimento di tutte le lucette a LED, le strisce a LED che abbiamo qua. Dato che siamo veneti, viva il Veneto, complimenti, buona serata a tutti. Maledetto, dopo tutti i piaceri non corrisposti che mi fa, ho detto cazzo, l'ho portato io il vino. No. Cioè, è a cena da me, ma non portare il vino, è cattivo, mannaggia. Ma frizzantino, tra l'altro. Ale, non guardare. E sì, e via il primo.
E buongiorno Italia! Dove abitiamo oggi? Niente sbam, perché tutto è cambiato. Ah, davanti a casa di Mirko, sono vicino di Mirko, sono Padovan. Bisogna che imparo a parlare in padovano, però ancora un po' di confusione, perché io a Padova associavo Balasso, però è venuto fuori, mi hanno detto che Balasso non è di Padova, è di un'altra zona, adesso non mi ricordo, e quindi tipo, cioè io avrei detto Ara qua dove sono, invece no, l'Ara probabilmente non è padovano, quindi ho questa grande confusione, questo senso di smarrimento che vedremo adesso di colmare magari col tempo nei prossimi giorni con una specie di implementazione di Veneto, ossia la specializzazione nella lingua padovana. CP, sei pronta a baiare in padovano? Insomma, mi ha tanto? Va bene, dai. Ieri hai avuto un piccolo, diciamo, anticipo di ciò che faremo. Abbiamo fatto il punto della situazione di tutti i pizzetti da montare, abbiamo già iniziato a vedere un po' il tutto quanto. Il più sì, sono solo prese e luci, diciamo, sostanzialmente, però dopo vediamo passo passo, che così vediamo anche come si fa, insomma, che è la roba più interessante. Invece purtroppo le ventole sono difettose, adesso capisco perché non me le aveva fatte funzionare il tecnico lì quando mi aveva montato il frigo. Allora, una fa solo luce e fa un piccolo movimento, diciamo, al contrario della ventola, e l'altra proprio non fa niente di niente, quindi entrambe sfigate, porca miseria. Ho già fatto subito il reso. E purtroppo queste che io ho detto ma proviamo, dopo facciamo casomai il reso, effettivamente queste hanno dentro il trasformatore tutte le sue cose solo per andare a 220. È un peccato perché erano carine, cioè 4 prese con il pulsante comandato, insomma. Vabbè, peccato, vabbè, tanto siamo pieni di prese e hub USB ovunque, però insomma, vabbè, dai, pazienza, pazienza. Preso anche queste. Oh, che eccellente giardino che c'ha Mirko di qua. Oh, perfetto. Guarda che bello, guarda di là. Arco cane, c'è il trattore, vabbè, ma è lontano, quindi posso mollare il CP e andiamo a farci la passeggiatina di là. Vero CP? Non usi le cose padovane? Guarda che bello, dovrebbe essere tutto così, cioè non proprio tutto così, perché tutto così sarebbe tutto campi e pertanto deforestazione, quindi saremmo al punto da capo, però diciamo tanti boschetti, tante natura, diciamo, tanto verde come in realtà dovrebbe essere, no? Per l'appunto restano preoccupanti queste giornate primaverili così a gennaio, nel senso che cosa ci aspetterà quest'estate? Tocca lasciare l'amorosa per trasferirmi in montagna. Poro cane, vabbè, adesso a pranzo sto facendo i petti di pollo, però cioè dovrei dargliene tipo un pugno, no, per pasto, perché lei ha 4 pasti al giorno, non 1 o 2, però cioè cazzo glieli do veramente col mal di cuore, perché si sporca la bocca lei con sta roba, cazzo, non è un pranzo, poletta. Sì, per carità, boh, non lo so, non capisco, vabbè, dai. Eccolo! Oh, baby, understand.